Al via oggi gli esami di Stato, si ritorna alla normalità dopo il Covid. Vincenzo Lattuga, fratello di Jessica, la ragazza scomparsa nel 2018, è stato trovato morto per un'overdose, si presume. Era stato anche indagato per l'uccisione della sorella. A 10 anni dalla visita del Papa a Lampedusa, diversi gli eventi organizzati dall'Arcidiocesi di Agrigento dal prossimo 7 al 9 luglio. Sciopero dei lavoratori, niente raccolta oggi, contrariato il sindaco, uno sciopero arbitrario. Mostra del Consiglio Notarile ad Agrigento per il prossimo 26 giugno fino al 1 luglio. Giornata di mobilitazione della marineria siciliana contro i provvedimenti dell'Unione Europea. Al via oggi la stagione estiva 2023. Colucci riconfermato uomo immagine dell'Agragas. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno di TV a Notizie. Al via oggi gli esami di Stato che ritornano dopo la pausa del Covid nella loro maniera tradizionale. Oggi la prova di scritto con l'esame di italiano, diversi temi della maturità, tra questi Moravia, Oriana Fallaci, Quasimodo, Piero Angela, il servizio. Un primo bilancio di questa esperienza di esami da parte dei ragazzi, da parte dei professori. Si ritorna dopo il post-Covid all'esame completo nella suo iter. Esame completo, esame che rispetta tutte le forme sia dell'orale che dello scritto. I ragazzi sono arrivati stamattina sereni, sicuramente molto più sereni che in passato, forti della certezza delle loro ragioni, perché hanno studiato, sono stati seguiti con molta professionalità dai docenti, pertanto stamattina anche noi docenti ci siamo compiaciuti della serenità con la quale hanno attraversato il nostro concello per affrontare le prove. Sono arrivate le fatidiche prove di italiano, un po' hanno sbaragliato le loro attese. Moravia non se l'aspettavano, però ci sono dei temi assolutamente importanti come il tema della storia, come Salvatore Quasimodo alla Nuova Luna, che è sicuramente una delle tematiche che i nostri alunni hanno affrontato con serietà. Alberto Moravia, ripeto, li ha un po' lasciati perplessi, ma sicuramente interessantissimo Federico Chabot con l'idea della nazione, il tema della nazione e di nazionalità, per arrivare poi a Piero Angela. Complessa sicuramente il tema, la proposta di Piero Angela, però ricca di idee, ricca di spunti. Ho visto che è una di quelle che gli alunni hanno immediatamente preso a cuore. Intervista della storia di Oriana Fallaci, siamo cresciuti tutti con la sua intervista alla storia, così come l'abbiamo amata noi, siamo riusciti a farla amare ai nostri alunni, per arrivare alla traccia finale che è il tempo dell'attesa, interessantissimo, attuale, quando dice non sappiamo più attendere, tutto è diventato istantaneo. Mi auguro che istantanea sarà anche la soluzione di questi esami. Un in bocca al lupo e una preghiera per tutti i nostri alunni. Sì, i ragazzi, devo dire, stanno tornando, diciamo, pian piano alla normalità, e questo è un passo importante per loro, perché sostengono un primo importante esame che poi li proietterà nella vita reale, diciamo, che è quella legata al mondo universitario o al mondo del lavoro. Quindi hanno iniziato stamattina con la prima prova scritta, il ministro ha dato tutte le indicazioni del caso, cercando di far svolgere un esame il più sereno possibile, che non punti sulla semplice, diciamo, verifica delle conoscenze, ma su un percorso più ampio e più articolato di collegamento tra le varie discipline che hanno imparato poi a scuola. Ecco, il ministro stamattina sentivo che predicava serenità ai ragazzi, dava questo consiglio. I ragazzi, secondo lei, sono stati sereni stamattina nell'affrontare l'esame? Ma sai, la notte prima degli esami è sempre un classico dell'esame di Stato, però stamattina i ragazzi sono stati messi nelle migliori condizioni possibili perché facciano il loro esame nella massima e piena serenità. Li ho visti anche abbastanza tranquilli, diciamo, e quindi no, da questo punto di vista... Le tracce degli esami si ci aspettavano, diciamo, come in linea generale su come sono andati?
Ma sai, le tracce degli esami sono sempre, c'è sempre un tototraccia all'inizio, diciamo, nei giorni precedenti l'esame, poi in realtà spesso e volentieri quello che si era previsto non si realizza, ma le tracce sono abbastanza, diciamo, fattibili anche con riferimenti, diciamo, alla modernità, WhatsApp, eccetera. Quindi, oggi svolgeranno la prima prova, domani inizierà la seconda prova, dopodiché c'è il calendario per gli orali che è stato già pubblicato, quindi i ragazzi sapranno quando è il loro turno per poi sostenere la prova orale. Ecco, lei come sua esperienza personale che anno è stato, professore, dopo il post-Covid, che insomma si è ritornato alla normalità? Questo è importante, no? Anche per un professore. Dico. Ma sì, è importante per tutti, diciamo, superare questo periodo veramente, insomma, che ci ha segnato un po' tutti, anche noi insegnanti lo siamo stati, perché fare didattica a distanza non è stato piacevole, in assenza di contatto umano con i ragazzi, che è il fondamento, diciamo, della base dell'insegnamento. Quindi ben venga tutto alla normalità che ci aspettiamo per il futuro. Vincenzo Lattuca, il fratello della ragazza scomparsa nel nulla nell'agosto del 2018, è morto stanotte al pronto soccorso di Agrigento. Era stato anche indagato per l'omicidio della sorella Jessica. Morto stamani a Favara, Vincenzo Lattuca era già indagato per l'omicidio della sorella Jessica. Vincenzo Lattuca, il fratello della ragazza scomparsa nel nulla nel lontano agosto del 2018, è deceduto questa notte al pronto soccorso di Agrigento, aveva 43 anni. Secondo una prima ricostruzione la morte sarebbe avvenuta per una overdose di droga. Gli accertamenti comunque sono in corso. Nelle ultime ore sono state sentite diverse persone ed è stata anche effettuata un'ispezione domiciliare. Il procuratore di Agrigento, dottor Salvatore Vella, ne ha disposto l'autopsia, ha aperto anche un fascicolo per spaccio di droga e morte con conseguenza di un altro reato, al momento contro ignoti. L'esame autoptico verrà eseguito nelle prossime ore all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Della vicenda se ne sta occupando la squadra mobile. Vincenzo Lattuca, ricordiamo che nelle scorse settimane era già stato iscritto nel registro degli indagati proprio per l'omicidio della sorella Jessica, la 27enne sparita nell'Urna nel 1218. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, il delitto sarebbe maturato a margine di una lite. Il commento della mamma: cosa mi hai combinato, mamma? Mi hai distrutto il cuore, come faccio adesso senza di te? Figlio mio, ti amo e ti amerò sempre, a te e tua sorella mi avete distrutto con la vostra mancanza. E l'Arcidiocesi di Agrigento, unitamente alla Fondazione Migrantes e all'Apostolato del Mare della Conferenza Episcopale Italiana, organizzano nei giorni dal 7 al 9 luglio 23 la Giornata del Mare, a 10 anni dal primo viaggio apostolico di Papa Francesco a Lampedusa, il servizio. L'Arcidiocesi di Agrigento, insieme alla Fondazione Migrantes e all'Apostolato del Mare della Conferenza Episcopale Italiana, hanno organizzato nei giorni dal 7 al 9 luglio la Giornata del Mare in occasione dei 10 anni del primo viaggio apostolico di Papa Francesco a Lampedusa. Il tema: chi di noi ha pianto, il mare luogo di vita. Venerdì 7 luglio si inizierà con la chiesa parrocchiale di San Gerlando con l'iniziativa Il concerto di viola del maestro Ulrich von Wronken. Quindi chi di noi ha pianto, a cura di Michele La Ginestra, attore. Sabato 8 luglio si inizia alle 9:30 con un percorso commemorativo dal sagrato della chiesa parrocchiale di San Gerlando fino alla Porta d'Europa e quindi davanti al sagrato i saluti istituzionali di Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa, e di Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Quindi si ci sposta verso il porto. Il mare è vita, una riflessione di Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale CEI dell'Apostolato del Mare. Davanti alla Porta d'Europa una riflessione di Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento. Quindi alle ore 21 una tavola rotonda pubblica con testimonianze sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Gerlando e l'intervento del giornalista di Avvenire Nello Scavo, che dialoga con Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara, Don Stefano Anastasi, già parroco di Lampedusa, Enzo Riso pescatore, Fardusa Osam Namned, rifugiata della Somalia, quindi Mussa Mobido Camara, rifugiato del Mali. Per concludere, domenica 9 luglio alle ore 11 una Santa Messa in diretta di Rai 1 dalla chiesa parrocchiale di San Gerlando a Lampedusa, presieduta dal cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento.
E intanto, sempre a Lampedusa, i militari della Guardia Costiera hanno salvato 44 persone, fra cui 6 donne. Secondo le testimonianze dei superstiti, all'appello mancherebbero alcuni compagni di viaggio, forse 3. I naufraghi erano stati sbarcati al molo Favarolo all'Arba e hanno riferito di essere originari del Burkina Faso, del Camerun, del Gambia, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Sudan e Algeria. Sono salpati da Sfax in Tunisia alle 21 di lunedì dopo aver pagato 3.000 dinari libici per la traversata. E niente raccolte dei rifiuti oggi a Favara. I netturbini hanno incrociato le dita con uno sciopero che il sindaco Palumbo non ha esitato a definire arbitrario. Niente raccolta dei rifiuti questa mattina a Favara. I netturbini hanno incrociato le braccia con uno sciopero che il sindaco Antonio Palumbo non ha esitato a definire come astensione arbitraria, in quanto non è stata data alcuna comunicazione preventiva nel rispetto delle leggi che regolano lo sciopero e sembra non ci sia alcun coinvolgimento sindacale. Gli operatori ecologici dipendenti dal raggruppamento di imprese che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi a Favara si sono astenuti dal lavoro per sollecitare il pagamento di spettanze arretrate. Gli addetti parlano di 2 mensilità delle 4 fatture che l'amministrazione comunale del sindaco Antonio Palumbo dice di avere ereditato dalla precedente amministrazione. Fatture, evidenzia il sindaco, che abbiamo pagato con grandi sacrifici nonostante ancora non sia incassato un centesimo dalla Tari 2023, in quanto dopo le vicende di modifica del regolamento e la vicenda relativa alla bocciatura e lo slittamento della rimodulazione Tari, i tempi si sono allungati. Rispetto ai motivi della protesta, ma non li posso in alcun modo condividere, ha dichiarato Antonio Palumbo. Questa amministrazione comunale, fin dal suo insediamento, come i lavoratori sanno, si è fatta carico di rispettare gli impegni e di recuperare anche in parte l'arretrato lasciato dalla precedente amministrazione. Uno sciopero così che non ne meritiamo noi e soprattutto non merita la città, ha aggiunto l'assessore al ramo Lillo Attardo, in considerazione dello slittamento delle attività di bollettazione che non sono ancora partite per la vicenda che tutti conoscono. In considerazione che lo sciopero è considerato appunto arbitrario, non programmato e non si può stabilire la durata, anche perché sembra che i nettubini non vogliono tornare al lavoro se non prima riceveranno rassicurazione sul pagamento, che l'amministrazione comunale a queste condizioni non può dare, il sindaco Antonio Palumbo chiede ai cittadini di Favara, in segno di collaborazione e di amore verso la città, di non conferire i rifiuti nelle more che si possa definire la situazione e si comprendano le dimensioni della protesta. Del fatto è stato informato il prefetto di Agrigento, Filippo Romano. E sempre in tema, una giornata ecologica si svolgerà il giorno 24 giugno al villaggio Peruzzo davanti alla chiesa di San Pio. L'invito del comitato di quartiere a partecipare a tale evento. Il Consiglio Notarile di Agrigento organizzà una mostra delle memorie degli illustri conterranei dal titolo Sulle spalle dei giganti, che verrà inaugurata lunedì 26 giugno fino al 1 luglio prossimi. Sentiamo il presidente del Collegio Notarile dei distretti di Agrigento e Sciacca, Claudia Gucciardo. Siamo con notaio Claudia Gucciardo, presidente dell'Ordine Notarile di Agrigento. Un momento importante, una mostra delle memorie degli illustri conterranei dal 26 giugno al 1 luglio e un corso di aggiornamento professionale sulle ultime novità da parte dei notai. Ecco, ce ne parli? Allora, il distretto notarile di Agrigento, di cui mi onoro di essere presidente, ha organizzato per una settimana circa, dal 26 giugno al 1 luglio, una mostra, la mostra delle memorie degli illustri conterranei, detta anche Sulle spalle dei giganti. Questa mostra mira a mettere in evidenza in un unico spazio temporale, in un unico spazio anche espositivo, che è quello del Museo Regionale Pietro Griffo di Agrigento, tutti i documenti originali e autografi di molti illustri
illustri conterranei. Parliamo di Pirandello, abbiamo il pezzo più importante della collezione, cioè il testamento di Pirandello con la sua busta e con un registro dei visitatori nel giorno della morte, tra cui si vedrà in modo nitido la firma di Andrea Camilleri, e poi anche altri documenti scritti importantissimi, è la donazione della biblioteca lucchesiana fatta dal vescovo Lucchesi Palli, e altri documenti originali molto significativi come quelli che sono stati presi in prestito dalla Fondazione Leonardo Sciascia. Parliamo di alcune riflessioni autografe, quindi un manoscritto autografo di Leonardo Sciascia all'indomani della morte del commissario Boris Giuliano, nonché la Fondazione ci ha graziosamente concesso in prestito alcuni libri con le dediche autografe sempre di Leonardo Sciascia. Poi dalla casa museo Livatino, del giudice Beato Rosario Livatino, abbiamo avuto in prestito il codice civile originale, l'uso quotidiano del giudice, la tessera da magistrato e alcuni altri manoscritti autografi del giudice, di cui non diciamo altro per consentire appunto al pubblico di poter visitare questa mostra, che è importantissima, è un evento unico e per quanto mi riguarda irripetibile, perché ha richiesto degli sforzi notevoli, e che vi invitiamo a visitare dal 26 giugno al 1 luglio, e l'ingresso è assolutamente gratuito. Un appello della signora Maria Gabriella Crisci viene fatto oggi alla comunità missionaria Porta Aperte a continuare ad abitare presso l'abitazione di proprietà delle suore. La signora, insieme al marito e 2 figli, non ha la possibilità di trovare un altro alloggio, pertanto chiede alle suore una buona azione. Signora Crisci, lei è venuta qui in redazione per denunciare un caso purtroppo in cui lei si sta venendo a trovare insieme al suo marito relativamente all'abitazione. Ecco, siete senza abitazione e non sapete dove andare a dormire. Ecco, ci racconti i motivi per cui lei è venuta qui a TVA a rilasciare questa intervista. Sì, praticamente noi purtroppo non abbiamo né un lavoro né una casa, però la comunità missionaria di Porta Aperta, responsabile Somma Grazia Pellitteri, ci aveva prestato questa casa dove abitiamo adesso, però stamattina ci ha fatto arrivare purtroppo la richiesta di sfratto, ma noi continuiamo a non avere lavoro, non avere nulla, per cui non sappiamo dove andare. Io vorrei fare un appello alle suore. Io chiedo, vi prego veramente di farci rimanere ancora in quella casa. Se non lo volete fare per noi, almeno fatelo per Dio. Cioè, noi in mezzo alla strada moriremo, appena arriverà l'inverno moriremo dal freddo. Siamo 4 persone, abbiamo 2 figli. Ve lo chiedo per favore, vi prego, non vi costa nulla abitare ancora in quella casa. O ci abitiamo noi, o gli extracomunitari, cosa cambia? Ma noi non possiamo vivere in mezzo a una strada. Somma Grazia, lei che è la responsabile, per favore, continui a farci rimanere in quella casa. Lo so che voi siete i proprietari, ma noi abbiamo bisogno, prestata. Nessuno mai ha detto è nostra la casa, a noi ci serve solo per vivere, non possiamo dormire in mezzo a una strada con 2 figli. Per favore, ve lo dico. Non ci sono altre alternative? Non so, siete andati al comune, presso l'assessorato competente, che risposte vi hanno dato? Non ci sono case popolari, sono tutti occupati, non ci sono magari in costruzione altre case, niente, ognuno giustamente magari mi mandano dall'altra parte, mi dicono la stessa cosa, abbiamo tutte le porte chiuse. L'unica porta aperta è appunto la comunità missionaria Porta Aperta. Continua ad aprirci la porta, suora, per me, soprattutto fatelo per Dio. La carità si fa sempre, non per un mese, 2 mesi o un anno. La carità non ha scadenza, noi abbiamo bisogno. Lei lo sa che lì ce l'abbiamo 0, non lavoriamo e abbiamo una minorenne, lei lo sa. Le marinerie siciliane aderiscono alla mobilitazione nazionale contro il piano dell'Unione Europea sulla pesca. L'iniziativa è il prossimo venerdì 23 giugno, promossa da diverse associazioni e sindacati del settore del servizio. Le marinerie siciliane aderiscono alla mobilitazione nazionale contro il piano dell'Unione Europea sulla pesca. L'iniziativa si svolgerà nei vari porti siciliani venerdì 23 giugno ed è promossa da associazioni e sindacati di settore.
La pesca siciliana aderisce alla mobilitazione nazionale per ribadire il proprio no al piano di azione europeo che impone una serie di misure dirompenti per l'assetto del settore pesca. L'appuntamento per la giornata di venerdì 23 giugno con una serie di iniziative promosse dal mondo della rappresentanza delle cooperative, imprese e lavoratori, a indire alla mobilitazione un cartello ampio di forze che va da AGC Agrital, Confcooperative, Federaghi Pesca, Lega Coop, Agroalimentare, Coldiretti, Impresa Pesca, Feder Pesca, FAI CISL, FLAI CGL, Huila Pesca. La mobilitazione si è resa necessaria per contrastare il piano promosso dal commissario alla pesca e all'ambiente Virginius Sinkevicius, che prevede un forte limitazione alla pesca a strascico in tutta l'Europa entro il 2030, proponendo la creazione di ulteriori aree marine protette senza considerare l'impatto sociale ed economico sulle imprese, i lavoratori e i pescatori. Un piano insomma che, come ribadito dalle associazioni dei sindacati di settore, ci porterà alla totale dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento dei prodotti ittici. Con la mobilitazione si punta pertanto ad assicurare un futuro a migliaia di lavoratori, cooperative, imprese, famiglie e territori. Lo smantellamento della pesca a strascico causerebbe peraltro, sottolineano le varie sigle, un aumento delle importazioni da paesi in cui la pesca non rispetta affatto la nostra legislazione in materia di ambiente, sicurezza e lavoro. In Italia la pesca a strascico rappresenta il 20% della flotta totale peschereccia, un settore che in Europa rappresenta il 25% degli sbarchi totali di prodotti ittici e il 38% dei ricavi, con oltre 7.000 imbarcazioni. Oggi 21 giugno inizia l'estate 2023, per tale evento siamo andati a visitare una struttura ricettiva agrigentina di eccellenza, il Camping Internazionale Valle dei Templi a San Leone, gestito dalla famiglia Bugea che accoglie turisti provenienti da tante località straniere. Oggi 21 giugno inizia l'estate, abbiamo pensato di fare un servizio in una struttura eccellente di Agrigento, il Camping Internazionale. Ecco, la gente viene ancora al camping? Certo, sì, sicuramente è un'alternativa tra le tante per chi vuole andare in vacanza. Diverse fasce economiche, diversi ambiti a livello di età, sicuramente, giovani, meno giovani, bambini, è un divertimento per tutti sicuramente. Che tipo di servizi offrite voi? Noi abbiamo diverse tipologie di alloggio come bungalow, tube room, casette. Siamo fondamentalmente campeggio, quindi accogliamo tende, accogliamo camper e roulotte, quindi campeggio puro, e poi per chi magari predilige qualcosa di più comodo ci sono le case dotate di ogni comfort. Intanto siamo una struttura vicinissima a tutti i luoghi di interesse ad Agrigentino. La Valle dei Templi a 2,5 km, il lungomare a 900 metri, raggiungibili entrambi a piedi facilmente o col bus, 5 km da Agrigento, abbiamo la fermata del bus qui davanti, siamo vicini a tutti quelli che sono i servizi principali utili nella quotidianità. All'interno della struttura, per chi non ha la casetta o il camper dotato di servizi, abbiamo ovviamente un'area servizi sanitari, abbiamo la piscina, un piccolo bar all'interno per chi vuole sorseggiare un caffè. Abbiamo i ragazzi che fanno scuola di surf, scuola di kite e skateboard, i bambini si divertono tantissimo, ma anche i più grandi, e poi ovviamente forniamo servizi per chi vuole fare delle escursioni alla Scala dei Turchi, non gestiti direttamente da noi, ma possiamo indirizzare chi vuole fare questo tipo di esperienza. L'utenza da dove arriva principalmente? Da tutto il mondo, principalmente sicuramente Germania, Francia e Spagna. Sicuramente Francia, Germania e Olanda sono i paesi europei che ci raggiungono con maggiore percentuale. Poi durante l'estate si sfaccetta, abbiamo anche gente che arriva dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dalla Cina, dal Giappone, da tutto il mondo. Anche perché voi siete inseriti in delle guide touring, insomma, che sono importanti per veicolare, diciamo, il nome del vostro camping. Con internet sicuramente la gente ha più facilità di accesso a qualsivoglia genere di vacanza. Noi ovviamente siamo nel nostro settore inseriti nelle varie guide che riguardano i campeggi sicuramente. Agrigento capitale 2025 della cultura, ecco, questo
Titolo ha già avuto qualche effetto sul turismo? Vi arriva qualche telefonata, qualcosa in questo senso? Qualcuno che ci citi questo titolo, questo appellativo ancora no. Più che altro io come agrigentina spero che questo titolo, o meglio che la città possa essere degna di questo titolo. Ancora non lo siamo sotto molti punti di vista. Vedo che si stanno facendo tanti lavori, spero che non siano dei lavori diciamo necessariamente legati a questa cosa, ma che durino nel tempo e che miglioriamo, perché i turisti si lamentano di tante cose, cose che noi agrigentini lamentiamo da tanto. Però, ad esempio, cosa si lamenta? Sicuramente ora il rifacimento del viale Emporium, soprattutto ai marciapiedi, è una cosa importantissima. I turisti sono abituati a camminare a piedi e fino ad ora hanno sempre lamentato con noi le pecche di questi marciapiedi impercorribili, impraticabili, sia a piedi, con i passeggini, con le sedie a rotelle, non si potevano praticare. Sì. Adesso per fortuna li stanno rifacendo, quindi sicuramente è un disagio anche per noi come struttura, perché i camper hanno difficoltà nella mobilità per quanto riguarda il senso unico, però il fatto che stiano facendo i marciapiedi è una cosa già importante. Insomma, speriamo bene, dai. Speriamo bene, incrociamo le dita. Sequestrati a Messina altri traghetti della Caronte, un nuovo provvedimento della magistratura. Abbiamo sentito il parere del sindacato della UIL in merito. Senza entrare nel merito ovviamente dei giudizi della magistratura e dell'operato della magistratura, un accanimento sul perseverare nei sequestri sicuramente motivati, per carità, al gruppo Caronte e Turisti, visti anche i trascorsi e anche altre realtà, ci appare abbastanza chiaro. Ma la cosa che ci appare più chiara è le difficoltà con cui si svolgerà il servizio, che è un servizio pubblico essenziale. Noi paradossalmente da un punto di vista sindacale pensiamo alle leggi che ci limitano il diritto di sciopero nell'interruzione dei diritti essenziali. Qui vengono a essere sequestrate navi a interrompere servizi essenziali per i cittadini isolani, e soprattutto nella stagione turistica già iniziata, e questo naturalmente ha ripercussioni ancora peggiori sulle attività economiche di quei posti, e fanno bene i sindaci a lamentarsi di questo, ma temiamo soprattutto le ripercussioni sui lavoratori. Auspichiamo che tutto si risolva nel migliore dei modi, poniamo subito l'allarme e la richiesta di tutela di quelle che sono le unità occupazionali di questo servizio, perché ovviamente la priorità del sindacato è questa. Un servizio che è finanziato dalla Regione, che copre le tratte. Anche qui forse andrebbe fatto un ragionamento in prospettiva relativamente proprio ai collegamenti con le isole minori, come vengono gestiti gli appalti. La UIL Trasporti Sicilia sono anni che cerca di incalzare le varie amministrazioni regionali, i vari governi regionali su questo tema, perché, ripeto, sono i servizi di trasporto essenziali più delicati verso quelli delle isole minori, e quindi devono essere la priorità per garantire appunto ai cittadini più disagiati, in questo caso dovuti appunto a questo gap infrastrutturale, garantito da servizi navali che devono essere la priorità del governo regionale. La UIL Trasporti si augura che anche in questo caso la Regione intervenga per garantire soprattutto, ripeto, le tutele occupazionali e il servizio essenziale per i cittadini, tutti i cittadini siciliani. E sulla vicenda interviene l'assessore Aricò. Abbiamo immediatamente attivato i contatti con la compagnia di navigazione, con l'amministratore giudiziario nominato dalla Procura della Repubblica di Messina, per verificare come garantire il servizio dei traghetti per le isole minori e non creare disagi ai residenti e ai turisti. Siamo al lavoro, continua l'assessore Aricò, per cercare una soluzione rapida. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno eseguito un provvedimento di confisca beni per 1 milione di euro complessivi nei confronti di 3 persone: il 67enne di Altavilla Milicia Francesco Lombardo, il 64enne palermitano Domenico Baglione e di Francesco Loiacono, 43enne di Partinico. I provvedimenti hanno consentito di confiscare, come detto, beni per 1 milione di euro, per Lombardo e Baglione irrevocabilmente e per Loiacono in primo grado, poiché l'ingente patrimonio sarebbe riconducibile a Cosa Nostra. Lombardo Francesco era stato tratto in arresto nell'operazione denominata Argo, con l'accusa di aver diretto la famiglia mafiosa di Altavilla Milicia nel Palermitano, in particolare per aver coordinato le attività illecite del settore dell'estorsione alle imprese e di servizi commerciali della zona,
riportando una condanna in primo grado a 12 anni e 8 mesi di reclusione. Per Lombardo, come detto, il provvedimento di confisca è irrevocabile e ha riguardato un quarto di un fabbricato, un altro fabbricato, un'abitazione e un pezzamento di terreno, tutti siti nel comune di Altavilla Milicia. Baglione Domenico era stato tratto in arresto nell'operazione denominata Apocalisse con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo Partanna Mondello, in particolare per aver curato la raccolta del pizzo nella zona di competenza, riportando una condanna di primo grado a 9 anni e 4 mesi di reclusione. Anche per lui il provvedimento di confisca è irrevocabile e ha riguardato un appartamento su 3 elevazioni sito in Palermo. Infine, lo diacono Francesco era stato tratto in arresto nell'operazione denominata Talea con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo San Lorenzo, in particolare per essere stato mandante ed istigatore del danneggiamento avvenuto mediante incendio di 6 autovetture custodite presso la sede dell'Autocar Service SRL di Partinico, riportando una condanna in primo grado a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Il provvedimento di confisca, come detto in precedenza, è di primo grado e riguardato un appezzamento di terreno sito in Partinico con all'interno un fabbricato e un veicolo. Passiamo la linea alla regia per la pubblicità. E per lo sport Matteo Colucci sarà ancora l'uomo immagine dell'Akragas nel mondo. Colucci fu capitano della squadra negli anni '80. Una nuova importante riconferma in casa Akragas, ma questa volta sotto l'aspetto societario. L'ex bandiera del calcio acragantino e il capitano dell'Akragas negli anni '80, Matteo Colucci, sarà ancora l'uomo immagine del club del presidente agrigentino, di Giuseppe Deni. Dopo l'ottimo lavoro svolto nel corso della stagione che si è appena conclusa, la società biancazzurra non ha esitato un solo istante ad avvalersi della professionalità e dell'esperienza di Matteo Colucci. Anche in Serie D, quindi, Colucci rappresenterà il club biancazzurro nel mondo del calcio. Colucci dichiara soddisfatto: sono davvero felicissimo, commosso, orgoglioso per questa riconferma. L'Akragas è la mia vita e a rappresentarla in questa veste mi riempie di tantissime emozioni. Ringrazio pubblicamente la società, in particolare il presidente Giuseppe Deni, il vicepresidente Carmelo Callari, il direttore generale Graziano. Strano per avere risposto ancora una volta fiducia in me. È un onore, continua Colucci, rappresentare la mia squadra del cuore, per la quale ho giocato negli anni '80 e ne sono stato anche il capitano. E questo è tutto per il telegiornale di oggi. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, augurandovi una buona serata.